ritengo che sia tecnicamente bloccata dal diritto europeo questa idea di fare una holding autostradale veneta, perché bisogna assolutamente partecipare alle gare. Non è che fantasia, secondo Giovanni Manildo, candidato alla presidenza del Veneto per il centro-sinistra, l'idea di una holding autostradale del nord-est sostenuta dal suo rivale del centrodestra, Alberto Stefani. Ospite di Ferdinando Abarino al Ring, Manildo ne ha fatto una questione innanzitutto normativa. Si farebbe una holding autostradale che serve per coprire una perdita, quindi nasce non molto virtuoso. L'altro tema è che una holding autostradale è veneta, c'è la direttiva, lo sappiamo tutti, dopo la sentenza Bolkestein, la direttiva europea, siamo oggetto di gara, quindi si deve pensare all'assegnazione tramite gara europea e non si può pensare a un affidamento diretto di una concessione. In tema infrastrutture pende sulla futura compagine amministrativa anche la posizione della Regione rispetto alla copertura del canone della Pedemontana, dice Manildo. Veniamo da una situazione che deve essere ripresa dal punto di vista economico, dal punto di vista dell'allocazione del rischio, dal punto di vista della gestione del contratto, e sicuramente questo è un tema che va preso appena si arriva in Regione. Punto primo, ricontrattare l'accordo con il concessionario, afferma il candidato del centro-sinistra, che propone un corposo piano di investimenti su un altro fronte, quello dell'emergenza casa, che colpisce tutto il territorio a partire dalle aree spopolate e degradate. E come prima proposta abbiamo detto di fare un'agenzia unica regionale per la casa che abbia una dotazione per 5 anni di 500 milioni di euro, 100 milioni di euro l'anno, con i quali efficientare e mettere in circolo degli immobili per calmierare il prezzo. Sostenibilità economica che passa anche per una riduzione dei costi energetici. Manildo loda il modello Friuli Venezia Giulia, dove i cittadini che vogliano installare un impianto fotovoltaico beneficiano allo stesso tempo di incentivi regionali e statali. E il fatto che sia possibile il cumulo, perché sappiamo che molto spesso non ci può essere il cumulo, ha reso il Friuli Venezia Giulia da questo punto di vista un fuoriclasse, diciamo, dal punto di vista delle diffusioni delle rinnovabili, e penso che soprattutto per le piccole e medie imprese sia qualcosa che deve essere fatto.